Prima hai nominato il karma, Fausto. Sì. Tanti cristiani dicono: "Ah, il karma è una cosa che proviene dall'Oriente, non succede qui in Occidente". Io invece ci credo moltissimo nella forza del karma. Cos'è, secondo Fausto Carotenuto? È quello che i primi cristiani conoscevano perfettamente. Allora, dunque, karma e reincarnazione sono sposate insieme, perché il karma è la legge che guida da una vita all'altra, no? Un giorno potremo anche perderci tempo, se ti va, nell'analisi di alcuni passi, uno in particolare, quello del cieco nato, evangelici, in cui è chiaro che si parla di reincarnazione, e di reincarnazione e di karma. Era, non dico una credenza, ma era un dato di fatto fino al III-IV secolo d.C. anche nella Chiesa di allora, ma non era la Chiesa di Roma. La Chiesa di Roma, quando diventa preponderante con l'impero romano, che diventa parte della Chiesa, non tutta, e convive con la Chiesa precedente, quella che si chiama Giovannea, un po' alla volta si fa in modo di togliere di mezzo il karma, di togliere di mezzo la reincarnazione. Perché? Perché sono fatti evolutivi. Cioè un essere umano durante la vita e con varie vite, ma anche durante una vita, gli viene incontro qualche cosa, che è la legge del karma, che gli ripropone davanti qualche cosa da fare nel quale prima ha sbagliato. Questa è la legge del karma. Io ho sbagliato a fare una cosa, me la ripropongono in un'altra forma. Faccio un esempio: avevo la possibilità di fare il bene e invece ho rubato. Avevo la possibilità di prendere i soldi e distribuirli, invece me li sono riuniti io per le mie cosacce. Allora, la legge del karma fa in modo che io sconti in qualche modo, che io in qualche modo prima o poi abbia un ritorno negativo, in modo che io mi guardi intorno e dica: ma che cosa ho fatto in qualche modo, no? E la legge del karma sfrutta questo fatto di una presa di coscienza prima o poi, mi rimanda quell'occasione fino a che io non la colgo per fare il bene invece che per fare il male. È una legge molto amorosa quella del karma, soprattutto quella in senso cristiano, perché il karma cristiano antico, e che le correnti giovannee cristiane hanno sempre considerato, è quello che ti dice: ti renderò capace un po' alla volta, riproponendoci certe occasioni, di amare sempre di più. Mentre il karma orientale è semplicemente il ripagamento di quello che non sei riuscito a fare. Non c'è l'elemento evolutivo che ti fa crescere spiritualmente. Questa è una cosa introdotta dal cristianesimo, introdotta dal Cristo. Ti racconto Troppo un'altra storia. presto, no? No, sono